Ci sono due problemi, un problema storico, ormai la legge, il piano regionale delle attività estrattive di cava compie 30 anni proprio quest'anno, quindi è veramente ora di rifarlo, di aggiornarlo e di portarlo in Consiglio regionale. E poi il problema delle due province di Verona e di Vicenza che dal 2001, da quando è entrato in vigore quel variazione, modifica della legge che imponeva il rispetto del 3%, praticamente stanno soffrendo in una maniera incredibile, cioè oltre al problema di mercato, diciamo, c'è anche questo problema che hanno le aziende ferme con problemi di personale, con problemi di lavoro, non possono più estrarre niente. I due provvedimenti adesso sono stati portati in commissione, un provvedimento che è quello del 3% ha raccolto l'unanimità, diciamo così, del consenso della commissione consigliare. Aspettiamo le ultime osservazioni da parte degli addetti ai lavori dalle categorie per poi sperando di poter andare in aula già a settembre, cioè con la ripresa delle vacanze. Il nuovo piano regionale delle attività estrattive a settembre inizierà il suo percorso in commissione, sarà un percorso un po' più lungo anche perché la proposta dell'assessore, diciamo, una proposta che cambia un po' il punto di vista dell'impostazione, quindi un po' per rendere l'idea sarà come il PAT, i piani territoriali che prevederanno dei siti con delle frecce dove ipoteticamente si potrà andare a espandere l'attività di cava. Sono due provvedimenti con due tempi diversi, il piano regionale penso che ci vorrà almeno un anno perché riesca ad arrivare in aula. È importante la condivisione in commissione perché questo facilita poi il lavoro in aula e io spero, sono convinto, io è una battaglia che sto facendo personalmente non solo da veronese ma anche da persona di buon senso per dare una risposta oggi a quelle che sono le problematiche delle province di Verona e di Vicenza.